Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Domani al centro Balducci si parlerà di immigrazione, in particolare della situazione in Friuli Venezia Giulia, dove secondo i dati della prefettura di Trieste gli arrivi sono aumentati del 57% rispetto allo scorso anno. Si parlerà anche dei respingimenti in Slovenia, tema che resta caldo dopo che il governo ha annunciato la ripresa delle procedure. Ma il focus sarà fare un po' un punto sul Friuli Venezia Giulia e su quello che è successo in quest'anno molto movimentato, nel quale abbiamo avuto un aumento sicuramente rilevante degli arrivi dei rifugiati della rotta balcanica. In particolar modo segnalo l'aumento dell'arrivo degli afghani che sono in fuga appunto dall'Afghanistan dopo la caduta, no, del precedente governo e l'arrivo dei talebani, quindi rifugiati per definizione. Segnalo l'aumento degli arrivi delle famiglie, segnalo una ripresa degli arrivi dei minori non accompagnati, anche se la maggior parte di loro intende raggiungere parenti in altre città, o meglio in altri paesi, e quindi sovente, nonostante siano i più bisognosi di protezione, non si fermano. Questo aumento ha sicuramente inciso sul sistema d'accoglienza locale, creando dei problemi. Tuttavia, come abbiamo già detto altre volte, e lo esamineremo appunto nel corso della conferenza stampa, quello che si è creato nel Friuli Venezia Giulia non è prevalentemente frutto dei problemi che si sono creati con le persone in strada, le centinaia di persone in strada a Trieste, il sovraccarico invece delle strutture nelle altre province è dovuto solo in parte minore a questi arrivi, ed è prevalentemente dovuto a una grande inerzia e di incapacità istituzionale nel gestire un cambiamento tra l'altro atteso. Il governo ha informato che sono riprese le riammissioni in Slovenia. In realtà ci dicono che ancora non sono ufficialmente riprese perché ci sono ancora degli ostacoli da parte della Slovenia, un tema che voi contestate da molto tempo. Beh, non solo noi, a dire la verità. Allora, le riammissioni in Slovenia sono sempre illegali per due ordini di motivi. Prima di tutto perché l'accordo di riammissione italo-sloveno del 1996 è un accordo che di fatto, lo dico in maniera semplice per evitare diciamo, un linguaggio troppo tecnico, è un accordo che non esiste. Non esiste sul piano giuridico in quanto non è mai stato ratificato dal Parlamento italiano, come invece prevede l'articolo 80 della Costituzione. Quindi siamo di fronte a un non accordo. Il secondo motivo invece, che tutti possono comprendere al di là del tecnico, molto evidente, è che ogni riammissione, ammesso che sia legittima, deve avvenire sotto forma di provvedimento che viene notificato alla persona, motivato e notificato alla persona. Nessun cittadino italiano accetterebbe un'azione della pubblica amministrazione anche su cose banali, no? Senza un provvedimento. Nessuno riceve neppure una multa per divieto di sosta senza un provvedimento. Figuriamoci se possiamo prendere una persona e spostarla fisicamente da uno stato all'altro e senza un provvedimento. Quindi quando si parla di riammissioni informali si dice qualcosa che grida, che è talmente sciocca, è uno schiaffo allo Stato di diritto. Chiunque capisce che questo tipo di azioni non può essere informale. È ritornato in presenza per la prima volta dopo la pandemia un gol per la vita, l'evento organizzato dall'Udinese Club San Giovanni a Natisone. Il club ogni anno consegna dei fondi ad un'associazione del territorio, premiando allo stesso tempo chi si è distinto nel corso dell'anno. E quest'anno il premio è andato ad una giovane ricercatrice. Un gol per la vita, ritorna, ma in realtà non si è mai fermato, perché l'Udinese Club SGN ha continuato a fare la beneficenza e anche ad assegnare il riconoscimento, che ormai va avanti da 25 anni, però è stato bello, Presidente, tornare a rivedersi tutti assieme, fare la serata anche spettacolo che voi sapete organizzare. Comunque, guarda, è stata una festa veramente splendida. Guarda, ho detto prima, non pensavo neanche che tanta gente venisse stasera, tra il tempo, tra tutto. Però guarda, a vedere anche quello delle moto, essere così emozionato, gli veniva da piangere quando parlava e non so quante volte mi ha detto bellissimo, siete bravi, questo ti rinfranca il cuore, capito? Ti dice continuate, continuate. Anche perché è un lavoro lungo un anno, Maurizio, perché comunque, a parte essere una serata proprio show, perché comunque date anche intrattenimento e divertimento, ma andate a scavare
Le persone o le associazioni che hanno più bisogno e anche i progetti che sono più meritevoli di attenzione. Quest'anno su chi vi siete concentrati? Quest'anno abbiamo scelto un'associazione che segue la violenza sulle donne, SOS Rosa, di Gorizia, con sede a Gorizia e anche a Grado. È un'associazione che ha bisogno di fondi e noi abbiamo contribuito nel nostro piccolo ad aiutare questo gruppo. Mentre per quanto riguarda il premio abbiamo scelto una ragazza udinese, abita a Udine, che fa ricerche nell'ambiente e anche nell'energia. Lei le è stato assegnato anche vari premi, anche in America nel 2021, un premio importante per la migliore scienziata all'inizio carriera, e poi con un gruppo di ricercatori ha scoperto ha prodotto i catalizzatori ecologici per il motore a metano. Tutto l'insieme è andato bene, anche con gli ospiti che abbiamo avuto. C'è stato il presidente della Gesteco Cividale, Davide Mikalic, accompagnato da Daniele Muraro, e poi c'era anche un giocatore della Gesteco con noi. E poi c'era questa associazione Motoclub Casso, con i futuri campioni che già tuttora hanno vinto anche il campionato italiano di motocross enduro. Poi c'era questa famosa band, la Disco Steyr Band, che ci ha portato tanta allegria. Il cantante Spessotte Alessandro e Fausto Zarabara, insomma tutti, un insieme di cose che hanno reso il 25esimo anno di attività nostra veramente importante e bella. Che significato ha ricevere questo premio? È forse uno dei più belli, nel senso che è sempre bello ricevere un riconoscimento per il proprio lavoro, ed è forse un po' un peccato aver dovuto riceverne prima uno fuori, perché la ricerca in Italia venga poi riconosciuta. Però questo nello specifico mi fa piacere, perché la ricerca che io faccio, di cui mi occupo, è effettivamente per l'impatto industriale e ambientale della località in cui viviamo, e quindi mi fa piacere che venga riconosciuto in quanto tale, e sono insomma fiduciosa e spero di poter ispirare ulteriori generazioni a lavorare nell'ambito. Adesso mi sto occupando di tutta una serie di filoni di ricerca che si occupano proprio di convertire molecole inquinanti, quindi CO2 ma anche metano, in prodotti che possono essere riutilizzati dalle aziende, e preferibilmente usando anche prodotti di scarto dai processi produttivi già esistenti, quindi abbiamo anche collaborazioni industriali locali. E il premio negli Stati Uniti mi è stato dato per la ricerca che io ho fatto in collaborazione con loro. Ho fatto 3 mesi all'estero proprio negli Stati Uniti, e i risultati conseguiti erano interessanti anche per loro, anche se è un laboratorio molto grande, e questo ha fatto sì che volessero premiare le giovani donne che in Italia sono un pochino ai margini della parte scientifica, ma negli Stati Uniti ancora di più in realtà, e quindi ci tenevano a premiare il settore femminile, ecco. Anche quest'anno, per il periodo natalizio, l'associazione Torre a Pordenone ha dato vita, durante il mercato cittadino, a una raccolta fondi con tanto di moca gigante per sostenere alcuni progetti legati ai giovani. Siamo ormai giunti alla 6ª edizione di Torrefazione, ovvero Torre fa azione. Si può dire che questa ormai è un'istituzione del quartiere. Ringraziamo il Comune, Agrizero, la Banca BCC, la Fondazione Welfare e la Cooperativa Acri per il sostegno all'iniziativa di quest'anno. Un ringraziamento particolare all'Associazione Banca del Tempo di Pordenone, che con i loro volontari è parte attiva nella raccolta fondi. La volontà e la capacità di fare sinergia tra più soggetti nel sostenere iniziative come questa è molto importante. La raccolta fondi di questa edizione è rivolta al mondo giovanile con 2 progetti. Il progetto di inclusione per i meno fortunati, che si chiama Via Piave 53, sostenuto dalla Fondazione Welfare, e poi il progetto di aggregazione giovanile della nostra associazione, che vedrà per la parte dedicata ai minori una collaborazione con ACLI. La nostra associazione ha in seno dal 2018 un'attività pensata e organizzata dai nostri giovani, un'attività che, per come è strutturata, si può affermare tranquillamente che è unica in Italia.
Pordenone è una città con un tessuto volontaristico molto ricco e molto articolato e anche questa iniziativa si inserisce all'interno di quella vocazione sociale appunto che contraddistingue il nostro territorio. L'iniziativa del caffè con la Moka Grande in Piazza Torre ha saputo affermarsi come un'iniziativa tradizionale ma anche distintiva di questo quartiere, che ha un quartiere molto vivace, che ha una forte tradizione sociale, una tradizione sociale ed inclusiva, e l'associazione Torre è andata proprio nella direzione giusta anche con la finalità di questo progetto, i cui beneficiari si trovano all'interno di quell'area dei minori, che è un'area sulla quale c'è grandissima attenzione anche da parte dell'amministrazione e soprattutto dei servizi sociali. Possano aggregare i ragazzi che usano i videogiochi in modo più comunitario, in qualche modo rendere più socializzante giocare con i videogiochi non solo in camera propria, come è un po' stata la tendenza pre-Covid e post-Covid, ma presso questo posto dove trovano altre persone con cui giocare e che anche gli possono spiegare, e quindi facciamo un lavoro con i ragazzi e con i minori che in questo momento sono una fascia che ha delle difficoltà, ecco, a ritornare a socializzare dopo il Covid. È un progetto in cui la Fondazione investirà delle risorse e permetterà di mettere insieme la UET, che è il gruppo di educatori dell'ASFO, dell'azienda sanitaria, che progettano attività di inclusione per dei ragazzi con disabilità, uno spazio dedicato alla nuova sede dell'Associazione Torre e anche una vetrina per le aziende inclusive del nostro territorio, che hanno deciso di implementare il numero di dipendenti e anche di borse lavoro. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco, a voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea. In questo periodo la regione diventa un unico presepe, da Tarvisio a Sacile, passando per Trieste, perché in tutte le località del territorio sono allestite rappresentazioni della Natività. A dirlo in Consiglio regionale Walter Pezzarini, presidente del Comitato regionale delle Proloco, in occasione della tappa Trieste del Giro Presepi. Questa del Consiglio regionale è una tradizione, ormai sono già diversi anni che portiamo alcune natività di alcuni artisti della nostra regione, non solo, che hanno curato nei minimi particolari, ricercando anche i prodotti particolari per realizzare queste opere, che si inseriscono all'interno del Giro Presepi, che è questa iniziativa che comincia a avere 20 anni, del censimento dei siti presepiali della nostra regione. Possiamo dire che in questo periodo natalizio la regione diventa un unico presepe da Tarvisio a Sacile a Trieste, considerato che in quasi tutte le località ci sono delle realizzazioni presepiali. Il percorso ognuno può costruirselo come vuole, andando a mappare sul sito presepifvg.it, dove sono censite oltre 200 siti presepiali, nei piccoli borghi, presepi, giri di presepi, nelle chiese, nelle piazze, e ognuno si costruisce il percorso che ritiene più opportuno. Lì c'è la scheda del presepe, quindi sa gli orari, a chi riferirsi e quant'altro. Poi credo che anche questo metta in moto un turismo minore, un turismo slow, alla scoperta di piccoli borghi delle nostre Friuli Venezia Giulia, alla degustazione anche dei prodotti fuori dai grandi flussi turistici, e poi infine il progetto nelle scuole, che ci tengo moltissimo, le scuole primarie dell'infanzia. Abbiamo quest'anno avuto 73 adesioni, un numero mai raggiunto, per trasmettere alle nuove generazioni, tramite gli insegnanti e le famiglie, i valori della nostra millenaria cultura cristiana. Noi abbiamo il dovere, l'impegno di difendere i nostri valori, la nostra millenaria cultura cristiana. La difesa è nella trasmissione alle nuove generazioni, anche tramite le scuole, nel rispetto di tutte le culture. Stiamo ospitando una quindicina di presepi allestiti dal Proloco del Friuli Venezia Giulia, dell'associazione, e lo facciamo nel corridoio dell'aula del Consiglio regionale in maniera simbolica, proprio per rappresentare questa unione tra le leggi, le regole che noi determiniamo per la nostra comunità e i valori a cui queste regole debbono ispirarsi, che sono valori di libertà, di giustizia, di solidarietà, di accoglienza, di pace.
e sono valori che sono espressi all'ennesima potenza da parte della Natività e quindi del Santo Natale e dei presepi che lo rappresentano. E quindi è un messaggio che viene dato a tutta l'umanità, non solo dalla nostra comunità regionale, di ispirarsi nella propria vita quotidiana, nella propria vita professionale, nella propria vita associativa a questi valori che esprime il bambino che nasce in una straordinaria notte che è quella di Natale. E oltre 70 scuole hanno aderito al progetto dell'Associazione del Proloco Friuli Venezia Giulia per allestire un presepio nella scuola, quindi vuol dire che c'è una forte richiesta da parte delle famiglie, da parte dei ragazzi e delle stesse istituzioni scolastiche a promuovere questi valori, i valori cristiani che sono i valori su cui si fonda la nostra cultura millenaria, quindi tradirli sarebbe come tradire noi stessi. Riscoprire mestieri che stanno scomparendo, come le professionalità legate al teatro. Confartigianato, ERT e Teatro Club hanno organizzato la seconda edizione di Mestieri della Scena. Teatro e artigianato di nuovo insieme. Siamo alla seconda edizione di Mestieri della Scena. Dopo il successo dello scorso anno, vediamo nuovamente insieme questi due mondi per far riscoprire antichi mestieri che stanno purtroppo pian piano scomparendo. Sono antichi mestieri legati proprio al teatro. Vediamo che cosa ci proporranno in questa edizione della manifestazione. Sentiamo Alessandra Pergolese, che è presidente del Teatro Club di Udine. Su che cosa puntate? Perché ci sono appunto tutti questi mestieri, scenografo, addirittura fotografo, no? Adesso ci si arrangia da soli a scattare le foto con il cellulare. No, ma noi non vogliamo privilegiare alcun mestiere rispetto a un altro, no? Quest'anno abbiamo appunto introdotto fotografia, perché lo scorso anno non riuscivamo, abbiamo cercato un po' di selezionare, ma daremo spazio un po' a tutti i mestieri. Sì, la fotografia di scena è molto importante, appunto perché, come diceva lei, si tende un po' così a pensare, a improvvisarsi fotografi. No, noi vogliamo aprire lo sguardo, insomma, su tutti quei mestieri che si celano dietro le quinte, ma che sono altrettanto importanti per la riuscita e per il successo di uno spettacolo teatrale, ma soprattutto la nostra finalità, lavorando con i giovani, perché noi storicamente lavoriamo per i giovani, anche organizzando il Palio Teatrale Studentesco, vogliamo dare un'opportunità ai ragazzi di fare un viaggio immersivo a 360 gradi in quella che è la macchina teatrale, che è molto complessa di suo, in tutte le sue componenti. Sì, effettivamente uno dal di fuori non se ne rende conto, perché assiste allo spettacolo e non comprende quanto lavoro ci possa essere dietro, no? Dietro le quinte, esatto, prima. Da sbirciare un po' dietro le quinte per capire l'impegno, la fatica, il lavoro, la competenza, è fondamentale. E parliamo proprio di competenze con la rappresentante appunto di Confartigianato, Eva Seminara, che lei è presidente appunto della zona di Udine di Confartigianato. Quanto è importante riuscire a far emergere nuovamente questi mestieri che abbiamo detto stanno scomparendo, e questi mestieri che sono legati non solo al teatro, ma possono essere spesi anche in altre situazioni. Assolutamente sì, e noi siamo felicissimi di collaborare nuovamente con Alessandra Pergolese, con Francesco Accomando, che sono, diciamo, i tutor di tutta questa impresa. È stato bello già nel 2021, nonostante la pandemia, siamo riusciti a portare avanti il progetto e quest'anno nuovamente lo facciamo. I mestieri che vanno scomparendo non sono ovviamente solo quelli del teatro, ma ce ne sono molti altri. In particolare però il fatto che i ragazzi possano finalmente provare, perché è proprio la parte pratica di questo progetto che è veramente interessante. È una cosa bellissima, perché la scuola ovviamente li prepara, ma spessissimo escono dalla scuola senza aver mai messo le mani in pasta, no? E invece con questo progetto loro ci riusciranno in molti mestieri, ovviamente tutti quelli che riguardano il teatro. Anche perché c'è un filo sottile che lega appunto il mondo produttivo artigiano alla creazione artistica. Assolutamente sì, poi parla con la rappresentante dell'artigianato artistico, quindi si figuri se non sono della stessa opinione. Certo che sì, certo che la creazione artistica fa parte del nostro mondo, è la parte forse che il mondo vede di più
nell'Italian Style, proprio da lì noi partiamo per vendere la nostra moda, le nostre eccellenze nel mondo, quindi sì. Il tutto partirà quando? Partirà a gennaio, a metà gennaio. Sì. Con tutta una serie di appuntamenti. Con tutta una serie di appuntamenti di cui daremo poi notizia, perché ci sono molti laboratori e si sono iscritti anche molti ragazzi, perché appunto, e questo proprio ci riprova, è una riprova di quanto sia stato apprezzato questo progetto e quindi sì, siamo molto contenti. Bene, ringraziamo qui dalla sede di Confartigianato di Piazzetta del Pozzo a Udine, ringraziamo Alessandra Pergolese, presidente del Teatro Club, e ringraziamo Eva Seminara, che è presidente di zona appunto di Confartigianato di Udine. Restituisco la linea allo studio. Ci vorranno ancora alcuni mesi per portare a termine la sistemazione del carcere di Udine con la ristrutturazione di una sala polifunzionale al suo interno. Se ne parla in un convegno in sala IACE a Udine, che è anche occasione per fare il punto sulla situazione attuale della casa circondariale. Il cantiere di Via Spalato oltre i muri è titolo di un seminario che si sta svolgendo oggi in sala IACE a Udine. Quindi un'occasione per fare il punto sulla situazione, per vedere lo stato d'avanzamento della progettazione per quanto riguarda la sistemazione all'interno appunto delle carceri di Via Spalato. Con noi il garante dei diritti appunto dei detenuti, Franco Corleone. Abbiamo detto un'occasione per fare il punto della situazione. Intanto all'interno quante persone ci sono in questo momento? Diciamo 130, sono tante rispetto alla capienza che è di 86 posti, quindi si sta stretti. E ci sono 62 persone in attesa di primo giudizio, quindi questo è un grave problema che dovremmo affrontare con la magistratura, perché in carcere le persone è bene che entrino solo se hanno reati gravi e se no ci sia una misura del braccialetto elettronico per non affollare il carcere inutilmente, perché sono persone con cui non si possono fare progetti. I progetti si fanno con le persone che hanno una condanna. Il secondo problema è che abbiamo vissuto la pandemia molto pesantemente, con restrizioni di attività. Adesso si riprende a vivere e dal prossimo anno ci sarà la direttrice permanente a Udine. Dovremmo avere finalmente 2 educatrici a tempo pieno per Udine e inizieranno i lavori di ristrutturazione. Quindi un anno decisivo per quanto riguarda Via Spalato, che potrà diventare sempre più un luogo della città. Ecco, non a caso oggi qui in sala IACE ci sono le testimonianze di tante realtà che appunto operano, che si danno da fare all'interno delle carceri, anche per apportare la loro esperienza, per dare nuove idee. Ma sì, il volontariato qui a Udine è fondamentale. Questo convegno è organizzato dalla Società della Ragione, da Icaro, c'è la partecipazione della Caritas intensa nel carcere, quindi il volontariato fa moltissimo. Il problema è che non può essere un'attività di supplenza, occorre che l'amministrazione penitenziaria, il Comune e la Regione diano sostegno soprattutto su un tema, quello della salute e della possibilità di uscita dal carcere per le persone definite come tossicodipendenti e le persone che hanno dei disturbi di salute mentale e di comportamento. Queste persone devono avere strutture fuori dal carcere per eseguire la pena, ma non dentro il carcere, che non è adatto per affrontare la loro condizione e il loro reinserimento sociale. Adesso si punta ad allargare, no? Ad ampliare gli spazi, quindi una sala messa a disposizione delle associazioni in cui svolgere attività, una sala aperta ai cittadini.
Sì, voi pensate che 25 anni che la sezione ex femminile era chiusa, dominio dei piccioni. Adesso inizieranno i lavori e ci saranno molte stanze per attività culturali, formative, corsi, quindi dalla ceramica alla scultura, alla poesia, alla scrittura, ad attività di legatoria, moltissime attività che mettano assieme cultura e lavoro e professionalizzazione. Credo che nel giro appunto nei prossimi mesi, al massimo io penso verso la fine dell'anno prossimo, avremo un carcere nuovo nella concezione e nell'impegno, e credo che le associazioni di volontariato dovranno essere protagoniste della gestione di questi spazi. Ringraziamo il garante dei diritti dei detenuti Franco Corleone. Qui da Sala Iace a Udine è tutto, a voi studio. Grazie alla nostra Isabella, si chiude qui la puntata di A Voi la Linea, ma vi ricordo alle 16:30 ritorneremo in diretta con l'informazione. Buona giornata.